Bentornati al Valalido da Fausto Pozzan. Sesto incontro di giornata, siamo in pieno pomeriggio, dopo le emozioni di Lodi Trissino con la formazione lombarda che si è imposta di misura per 2-1. È tempo di sfidarsi per Roller Scandiano e Bassano. Per il Bassano si tratta della terza fatica, per lo Scandiano della quarta, quindi Scandiano termina gli impegni regolari del suo girone. E lo fa con questa formazione, i portieri Cristian Rinaldi con il numero 1, Mattia Vaccari con il 10, gli esterni Diego Vaccari con il 2, Alessandro Uva con il 7, Matteo Bonettini con il 5, Jacopo Vivi con il 3, Gioele Ganassi con l'11, Andrea Stefani che è il capitano, il numero 6, l'allenatore è Adriano Vaccari. Per quanto riguarda il Bassano, alla terza fatica di questo suo girone di qualificazione che ultimerà domani. I portieri sono Francesco Girardi e Ascanio Zonta, gli esterni Mario Zambon con il 2, Federico Valle con il 3, Jacopo Reniero con il 4, Giacomo Pasqualon con il 5, Filippo Calderone con il 6, Nicola De Pallo con il 7, Nicola Baldi con il numero 8, Leonardo Settin con il 9. L'allenatore è Vittorio Negrello. L'incontro è diretto da Alfonso Rago di Giovinazzo, coadiuvato al tavolo da Claudio Ferraro di Bassano del Grappa. Per quanto riguarda gli starting five, che tra poco la regia di Flavio Zattera ci metterà a disposizione, queste le scelte dell'allenatore dello Scandiano: Mattia Vaccari tra i pali, Diego Vaccari, Andrea Stefani, Gioele Ganassi, Alessandro Uva che subito si presenta velocemente e va a sfiorare il vantaggio per la formazione rossoblu. Per quanto riguarda i giallorossi del Bassano invece Francesco Girardi tra i pali, Filippo Calderone, Giacomo Pasqualon, Jacopo Reniero e Nicola De Palo. Entriamo in cronaca assieme a Domenico Tomba che ha avuto il merito di seguire in esclusiva lo scontro fratricida tra Trissino e Lodi. Era l'ultima chiamata per provare a restare nella coppiata che contano. Ha risposto presente Lodi, Trissino Sì, rimane a 3 Fausto. punti. Trissino rimane lì a 3 punti nonostante il massimo sforzo prodotto soprattutto negli ultimi 10 minuti. Un rigore che ha negato il pareggio, l'ultimo rigore di Lazzari, non abbiamo capito nemmeno dal replay se è andato diretto sull'attraverso o deviato dall'ottimo portiere Lodigiano. Finita 2-1 per la formazione lombarda, quindi Gigio Bresciani porta a casa 3 importantissimi punti. Intanto alle un Uva. ottimo scambio, una combinazione che ha coinvolto i 4 giocatori di movimento di Adriano Vaccari che ancora vanno ad assediare la porta di Francesco Girardi. È partito a sprombattuto la formazione rosso-blu reggiana. Qui Settin a contendere il possesso gli avversari, ma hanno ancora la meglio. Altro ritmo, quello imposto allo Scandiano a questa partita. Dai e vai con Stefani che va a servire alle Uva in area. Vediamo la decisione del direttore di gara. Possesso per Bassano. Ma Scandiano è partito veramente pigiando sull'acceleratore. Puntando naturalmente su quel numero 7, Alessandro Aleuva, che ha tutta la famiglia in tribuna Promesso oggi. sposo del Monza, che andrà a giocare a Monza la prossima stagione. Quindi un'esperienza di qualità per lui per fare sarà Serie A1 per lui, quindi un salto ulteriore dopo già aver vestito la maglia della nazionale giovanile. Adesso l'opportunità di andare a fare esperienze in Serie A1. È stato nazionale giovanile per 3 anni di fila Alessandro Uva. E quindi promesso sposo alla corte di Tommaso Colamaria. Si riparte però con Scandiano in possesso, l'accelerazione di Ganassi. Prova ad andare lui, c'è l'idea dentro per Capitan Stefani. Manca solo il gol all'iniziativa di Scandiano. Adesso è iniziato veramente Diego Vaccari retroporta, comincia forte Scandiano. Non vuole correre troppi rischi con questo Bassano che è riuscito a mettere. Eccolo lì! La sblocca finalmente Ganassi. La sblocca subito Ganassi. Non ce ne vogliono gli amici di Bassano, ma era stato un dominio della formazione rossoblu. Già Ganassi 17:30, quindi con tempi da 20 minuti, 2 minuti e mezzo. Passa subito Ganassi. Qui vediamo il replay, un ottimo inserimento dal primo, la conclusione sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Francesco Girardi, come evidenzia la ripresa dalla porta. Numero 50 giallorosso dovuto capitolare.
Ha giocato delle ottime partite Francesco Girardi, al di là dei punteggi subiti dalla sua squadra. Si riparte con Capitan Giacomo Pasqualon a servire Nicola De Palo, autore di una doppietta ieri nella sfida con i Braganze, dove non ha affatto demeritato la squadra giallorossa. Qui va a contendere il possesso a settin Alessandro Uvala, meglio il giocatore bassanese. Vertice basso del rombo, questa è la scelta, l'assetto tattico di Bassano per cercare di entrare gradualmente nel match. Sin qui non c'è riuscita perché è stato un dominio del Rolle Scadiano. Ancora Ganassi, l'autore del gol, era doppio, dai e la vai, segna, un dai e segui sull'asse di Ganassi Stefani, e Stefani concede il bis per la sua squadra. la mette lì il capitano. 2-0. Time out, Vittorio Negrello vuole parlarci su perché ha visto un pessimo inizio gara dei suoi e lo capiamo in questa scelta. Così come capiamo e rispettiamo l'amarezza magari di Carlo Scarpinelli al termine della partita con il Lodi, l'abbiamo visto sicuramente E naturalmente in queste occasioni è sempre estremamente complicato. Noi naturalmente per quanto possibile limitiamo semplicemente alla cronaca e a riportare quelli che è, ma indubbiamente da prima veneta è stato probabilmente una difficoltà. L'abbiamo detto prima, Fausto, i campionati sono... un altro sport, io li definisco, rispetto alla stagione regolare. Perché ieri sera li ho definiti un universo parallelo dove c'è gioventù, coraggio, orgoglio, determinazione e appunto hai detto la parola giusta, gioventù. Sono campionati giovanili, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. I giovani del Trissino sono promesse del futuro dell'hockey italiano, alcuni di loro hanno già vestito la maglia della nazionale, quindi siamo sicuri che si sapranno rifare assolutamente. Ma e ci adesso saranno è altre evidente, occasioni. no? Nel senso, talenti come Gioele Piccoli non si discutono. E non solo. Non solo lui, poi anche perché... E comunque, per esempio, oggi aveva fatto un'ottima partita contro Follonica, la squadra trisinese, e non è riuscita a ripetersi con la stessa intensità. C'è chiaramente poi questa chiara difficoltà su questa formula con i 2 gironi a 5 che comporta partite a ripetizione, 2 in un giorno. È evidente che per qualcuno può risultare Rimane comunque l'ottima complicato. stagione giocata dalla formazione trisinese anche in Serie 2 e poi sinceramente che la società Hockey Trissino si debba lamentare dopo una stagione come questa. No, beh, ne abbiamo parlato Anche stamattina. no, ne abbiamo parlato stamani con il capo allenatore. Esatto. Tanto Nicola De Palo, anche questo un ottimo elemento che ha giocato anche gli italiani under 17 ma con un'altra casacca. Sì, quella di Valdagno. Casacca bianco-blu, un'altra camiseta per Ben Nicola De figurato Palo. perché Valdagno ha ottenuto la medaglia di bronzo. Ragazzo di origine giovinazzese. Sì, il papà Vincenzo. Tanto si lotta lì. Il raddoppio. Giacomo Pasqualon. Bravo Pasqualone, veniva esce fuori bene. Avversario. Giacomo ha un fratello che ha vinto lo scudetto under 15 con la formazione del Roller Bassano. Il papà è un grande appassionato di cori di montagna, direttore di coro. Accidenti. Il grande Pier. Attenzione Nicola De Palo, prova a far tutto lui. Di Nicola De Palo. Gli dice di no Mattia Vaccari. Stefani in possesso. Cerca di liberarsi di Pasqualon, Arcigno nella marcatura. Intanto c'è dentro Jacopo Reniero, numero 4. Anche lui uno degli elementi di maggior spicco di questa 19, anche se è ancora un 17. Sì, ha giocato con il Roller, ha fatto le finali anche lui. E ha conquistato il quarto posto, se non erro. Tanto Vaccari alle uva. Buona l'idea per Stefani. Rientra Stefani, ottimo numero di Stefani. Sì. Grande spunto. Palla dentro a cercare Diego proprio Vaccari. Stanno per scadere i 45. C'è l'errore qui in appoggio. Pasqualone impreciso Reniero. nel passaggio. Sì. Scelto di togliere settin per
Raniero, la ciccano tutti e due. Primo Raniero, poi Vivi, ne è entrato, numero 3. Jacopo Vivi. Con il sempre l'altro Jacopo che però è Raniero e ha la casacca giallo-rossa, ricordiamo anche i colori giallo-rossi per il Bassano, colore sociale. Attenzione intanto Vivi che recupera pallina, poi Nicola De Palo a giocarsela. Azione insistita del buon Nicola. Bravissimo, va al tiro. Non trova la porta, ma sì. Ottimo lo spunto del numero 7. Buona idea, dall'altra parte c'è un altro che di spunto sa cos'è, alle uva, Vaccari. Ha cercato il secondo palo, non l'ha trovato. Cercava il 7, non l'ha trovato per buona sorte di Francesco Girardi. Mi piace che lo chiamano Douglas lui. Ah sì, immagino. Douglas Girardi. Immagino. Gli ho chiesto se preferisce Douglas o Douglas. Sì, sì. Attenzione intanto, c'è il fallo di squadra. Lo segnala, scusate, si gioca agli ordini, non so se abbiamo detto prima Alfonso Rago. Alfonso Rago. Sì, l'ho detto in sede di presentazione. C'è tale Ferraro Claudio al tavolo. On the table. Intanto Vivi giù per Vaccari. Non mi dire The Cat is on the table, per favore. La The Cat sai qui dalle parti dei Vicentini, poi sì, esatto. ci sono leggende metropolitane. Is dangerous. Esatto, sono Speak leggende metropolitane. Jacopo Raniero intanto a gestire. Buona l'idea, capisce tutto alle uve in anticipo. Fa ripartire il capitano, il suo, il numero 6, Stefani. La conclusione di Stefani. Sì, era partito per saltare Francesco Girardi. Si distende bene Girardi. Sì. Filippo Calderone. Nicola De Palo in possesso, all'indietro per Filippo Calderone. Vertice basso del rombo offensivo di Bassano. Qui un improbabile servizio di Giacomo Pasqualone perché Raniero era dietro la porta e allora riparte Vivi per Scandiano a ricercare sul secondo palo Diego Vaccari. Azione insistita di Raniero. Filippo Calderone, bravissimo, è bravissimo Vaccari a negargli la gioia del gol. Attenzione 2 contro 1, vediamo Pasqualone. Lo scambio per, mamma mia. Qui, miracolo. Se l'ha presa Girardi è stato fenomenale. E sì, la parata, la propria parata. Sì. Vediamo se riusciamo ad andare a rivedere. Sarebbe bella, sarebbe una delle parate più belle di questo torneo. Andiamo a vedere un po'. Sullo stile di Zampoli contro... Sì, contro ricorda, eccolo qua, vediamo. Petroscil. Sì. E la para proprio. Sì. Alla diciamo alla Zampoli. Sì. Tuffo alla Zampoli. Complimenti a Francesco Girardi e grazie naturalmente alla nostra regia. E a Flavio Zattera in particolare. Flavio Zattera e le riprese di Roberto Vauce. Assolutamente. La piattaforma digitale Hockey Pista Pistol sul canale YouTube. Duramente impegnati da un paio di giorni qui sul pezzo. Anche le nostre uvole per la verità. Abbastanza. Abbiamo i lividi. Pasqualone. Calderone proprio lui. Attenzione ai secondi che scorrono. La pallina poteva diventare pericolosa. Fa la squadra di Nicola De Palo su Andrea Stefani, il capitano dello Scandiano. Tentativo di 1 contro 1 di Aleuva che va a commettere fallo di squadra. Riparte Bassano con Filippo Calderone. Nicola De Palo. Siamo a centro pista. Lo scambio a fondo pista per Jacopo Raniero, all'indietro ancora in verticalità gioca Bassano lungo la sponda. Qui il passaggio in orizzontale per Giacomo Pasqualone a scambiare con Jacopo Raniero. Non trovano Pertuggi per creare difficoltà gli uomini di Vittorio Negrello, anche se probabilmente stanno scegliendo il possesso palla per cercare di entrare in partita perché sin qui è stato un dominio della formazione rossoblu. E dal punto di vista tattico mi pare di vedere Bassano un po' più presente, un po' più in palla dopo la sfuriata iniziale di Scandiano. È stato un inizio traumatico per loro.
Anche Scandiano, bisogna tenere presente che anche per gli allenatori c'è il dilemma di quanto spingere o quanto gestire, perché le partite sono sempre tante. Bella parata intanto sul tiro centrale. Beh, qualche verità di Francesco qualificazione ce l'ha Girardi. ancora Scandiano, insomma, per provare per esempio a inseguire il terzo posto, che qualifica per ai quarti di finale, no? Per quanto riguarda Bassano è un po' più dura, ha perso già le prime due partite, però vincendo questa potrebbe riaprire i giochi. Attenzione Stefani. Poi Ganassi ancora vivi. Ferma Calderone, duello in area con Pasqualone che prova a intervenire Raniero. Bello stile, serve Nicola De Palo che trova la difesa schierata e anche il raddoppio su di lui. Scandiano aggressivo sul portatore di palla. Alleuva a gestire Nicola De Palo, tentativo di contrasto. Retroporta per Alleuva che adesso vediamo cosa potrà inventarsi. La cede, bella idea lì per l'inserimento su Vivi che però non riesce a frenare in tempo per avere un angolo buono per il tiro. Jacopo Raniero intanto la recupera bene. Ancora Stefani, capitano scandianese che guarda la posizione dei compagni, gioca a testa alta il capitano. 7:38 alla fine di questo primo tempo, Scandiano 2, Bassano 0. 2-2 è la situazione dei falli di squadra, come riporta la grafica. Ganassi. Intanto Ganassi trova Vivi che però la sbaglia de brutto. Palla che sarà... È entrato anche Bonettini nelle file dello Scandiano. E Nicolo Baldi nella formazione giallorossa bassanese. Con il numero 8 Nicolo Baldi, Papà allenatore di calcio. È parente del noto Baldi. Sì. Qua grande assist dentro per Bonettini che si gira ma non è Tatarani, non trova la porta. La palla lunga di Nicolo Baldi trova la ricezione di Filippo Calderone. Pasqualone ancora Baldi. Prova ad accentrarsi Baldi, poi c'è l'errore. Raniero che cerca di non far ripartire. Il fallo di Stefani ai danni di Raniero. Sarà possesso per Bassano. 6:37 al termine della prima frazione di gioco. È volato questo primo tempo, Domenico. Sì, ritmi non elevatissimi, ma dopo la prima parte dove Scandiano ha un po' messo, non dico in cassaforte, 2-0 non è certamente, ma ha messo un po' a sigillo subito sulla partita. I ritmi sono rimasti abbastanza blandi, anche se piacevoli. Non ci sono molte interruzioni, molti falli, perché le squadre giocano in maniera assolutamente corretta. Attenzione intanto Stefani che può andare a gestire la retroporta per i prossimi 28 secondi. Sulla corrente Vivi. Poi Calderone ruba bene questa pallina. La serve un po' in maniera imprecisa, poi cercava l'assist su Giacomo Pasqualone. Pallina che è andata un po' lunga. Ancora Stefani, motore della manovra, cerca l'alza e schiaccia, cerca un po' il numero. Un problema per Francesco Girardi. Non so se c'è stato un tocco. O uno scontro. Proviamo a vedere se riusciamo a vedere qualcosa. Non si capisce molto dal nostro replay. Ha preso una botta Girardi. Pulisce la visiera intanto Francesco Girardi.
Si pulisce anche la pista. O forse nella, no, forse nella parata la pallina, anziché prendere il guantone, ha preso la zona scoperta lì prima della protezione del gomito, quello che si poteva intuire. Tutto pronto, si può ripartire. Calderone con Raniero. Possesso per Bassano, si riparte. Prova Raniero con Baldi. Ancora Raniero, scarico per... siamo già con Pasqualon lì. Poi Alleuva che accelera, vede dall'altra parte Bonettini, ancora prova a restituirgliela Bonettini. Ganassi, Uva. Prova Pasqualon, in realtà poi Ganassi si fa un giro porta, fa trascorrere un po' il tempo, giù per Vivi. Proprio Calderone la recupera, decide cosa fare, riparte per vie centrali, scarica in balaustra su, provato almeno a servire Baldi. Raniero l'intercetto, ma poi Bonettini da solo, fermato Bonettini, allora Ganassi in seconda battuta. Ganassi retroporta, cambia lato su Alleuva, Ganassi, l'intercetto di Raniero, Baldi, la botta di Baldi non trova la porta. Bassano un po' scoperto sul contropiede, potenziale 3 contro 2, rientra prontamente Nicola Baldi. Nicola Baldi. E recupera la sfera per i suoi, a riproporre una nuova manovra offensiva. Va a marcare in questo istante la linea di metà campo. All'indietro per Filippo Calderone, Giacomo Pasqualon, pronto a rientrare intanto Nicola De Palo. Baldi, serve Raniero lungo la sponda, ma la palla ritorna a metà campo. La conclusione da lontano, agevolmente controllata da Vaccari. Alla fine il signor Rago dà il possesso alla formazione giallo-rossa. Pasqualon dà il cambio a Nicola De Palo, pronti a ripartire. 3 minuti e 01, primo tempo di questa sesta partita del programma della seconda giornata dei campionati nazionali Under 19, girone finale di Valdagno. C'è De Palo su Bonettini, provava ad andare via da solo, su buona idea, 2 contro 2, vediamo un po'. Calderone, la scende il tiro, Calderone gli risponde bene. Mattia Vaccari a guantone basso sulla sua sinistra. Ganassi varca la linea di metà campo, tentano di raddoppiarlo, poi se ne va verso dietro la porta di Francesco Girardi. C'è Nicola De Palo a cercare di recuperare questa pallina che per ora francobollarlo, come direbbe qualche commentatore. Si sverniciano qui i due. C'è Pasqualone, anzi Calderone su Stefani. Alleuva. Alleuva che decide di partire da lontano. Le accelerazioni di Alleuva, accompagnata, fa buona guardia Francesco Girardi con il guanto sinistro. Stefani. Rientra Diego Vaccari, è uscito il numero 5, Bonettini. Ancora Alleuva, viene da fuori da dietro porta.
Siamo prossimi all'ultimo giro di lancette della prima frazione di gioco, Domenico. 90 secondi alla fine, Scandiano avanti 2-0. A parte i primi 5 minuti, poi non si è visto granché. Cominciano ad essere stanche le squadre. Anche perché, sì, evidentemente Scandiano è la quarta partita. C'è anche da gestire, infatti secondo me è corretto questo tipo di approccio al match. Poco più di 24 ore, non è particolare da dimenticare. E le temperature non sono ancora elevatissime. Fortunatamente, sì. perché fosse stato l'anno scorso probabilmente era molto peggio. Anche qui il Paralido diventa un po' alla forma di fornetto per le pizze qui quando è caldo. La botta di Jacopo Reniero, tiro da lontano, ma è andato in tuffo a destra in bello stile Mattia Vaccari. Ancora Stefani, un Bassano che ieri è riuscito a mettere in difficoltà per quasi 3 quarti di gara. È stato in vantaggio Bassano con Breganza. Corrono gli ultimi 20 secondi di questo primo tempo. Attenzione intanto Baldi. Oh, grande risposta. Sì, freddezza di Vaccari, forse troppo precipitoso nella conclusione Nicola Baldi. Sì, non l'ha angolata molto. Baldi lo ha aspettato lì, scusate, Vaccari lo ha aspettato fermo. Ganassi non ha trovato il secondo palo. Termine il primo tempo, Scandiano in vantaggio 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Stefani e Ganassi in apertura. A risentirci fra una decina di minuti circa per sì, la grosso modo, grazie a tutti, restate con noi. Dammi tu il via, Fabio. Si può? Bentornati all'ascolto. Il nostro gradito ospite Raffaele Biancucci, che ha terminato la stagione da allenatore del centro giovani, l'ha iniziata da uno dei primi allenatori italiani all'estero. Raffaele, raccontaci la tua esperienza, perché è stata una stagione parecchio singolare. Sì, è stata una stagione molto movimentata, diciamo così. Sì, io avevo iniziato la stagione a Coutras in Francia e era un'ottima esperienza per me, era stata una buona esperienza con un hockey diverso, con una situazione diversa. Tra l'altro le cose stavano andando molto bene. Poi ho ricevuto una chiamata dall'Italia che onestamente non potevo rifiutare per più motivi. Prima di tutto perché si tratta di una società molto importante e poi perché andavo molto vicino a casa e quindi purtroppo non è finita molto bene. Abbiamo fatto il possibile ma non siamo riusciti a salvarci e ora si ricomincia per riportare il centro dove deve stare. Eh sì, in alto, come è normale che sia. Sei qui per queste finali, diciamo pure in duplice veste, di spettatore, ma anche di spettatore particolarmente interessato, perché tuo figlio è tra le figlie del Follonica. Come hai visto sin qui l'impegno della squadra dove gioca il tuo ragazzo? Sì, mio figlio è un bimbo, è un under 17, quindi diciamo che è aggregato a questa squadra. È un campione d'Italia, quindi? Sì, è un campione d'Italia. Ha vinto il titolo con la squadra di Franco Polverini, Esatto, non più tardi sì. di una settimana fa. Sì, esattamente. La squadra del Follonica è un po' in difficoltà perché ha una panchina piuttosto corta. Questa formula prevede tantissime partite molto ravvicinate, per cui insomma, hanno un po' sofferto la situazione. Hanno fatto 2 partite gagliarde ottenendo 2 pareggi in un girone che secondo me è molto più tosto rispetto all'altro. Poi purtroppo hanno perso la terza partita, quindi ora sono
Diciamo che devono vincere l'ultima per riuscire a qualificarsi, se no andranno a fare la Coppa Italia, quello che c'è, insomma. Certo. Dal punto di vista tecnico, quali sono gli spunti che ti suggeriscono queste finali? Ma io ho visto in generale un buon hockey, vedo che il livello dell'intensità è abbastanza buono, che diciamo che è la linea che sta seguendo l'hockey a livello internazionale. Stiamo andando verso un hockey molto di intensità, con molti capovolgimenti di fronte. La ricerca rapida della verticalità, quindi. Esatto, il gioco molto verticale, e qui si sono visti alcuni spunti. Purtroppo, secondo me, questo tipo di formula di campionato penalizza molto il gioco, perché poi dopo le prime 2 giornate si comincia a calare clamorosamente di intensità. Io l'ho vista a Viareggio nell'Under 17, le ultime partite, veramente i giocatori facevano fatica a andare avanti, quindi poi dopo ne risente tanto anche lo spettacolo. Sì. Se mi permetto di azzardare una metafora presa dalla tecnica leggera, di fatto è una maratona, solo che il problema è che le ultime 2 gare sono 2.400 Sì, e se non hai benzina non puoi fare i 400. Esatto, c'è da dire che comunque sono tutti nella stessa barca, però non lo so, forse. Sì, io credo però che questa formula renda, permettimi, giustizia all'eccesso di calcoli che si faceva in passato nella Sì. gestione dei campionati giovanili. Sì, Allora, sì. quando magari si giocava a perdere per andare a fare la Coppa Italia, invece adesso, se non altro, Sì, sì, si deve assicurare il massimo impegno, e anche la formula dell'arrivo in pari punti, per carità, il tempo supplementare è aggiuntivo, e siamo fortunati con le temperature di quest'anno, perché non oso nemmeno pensare a giocare tante partite così nell'estate del 2022, che solo di un anno fa io ho assistito personalmente alle finali di Scandiano. Ti posso assicurare che giocare con quelle temperature alle 2 del pomeriggio era una prova ardua dal punto di vista fisico. Sì, Detto sì. questo, sono giovani, sì, lo spettacolo magari è da rivedere, la formula però con i dovuti aggiustamenti è un esperimento Sì. che io sento di condividere. Allora, lì è stata fatta per questo motivo qui, sostanzialmente, proprio perché la gente calcolava, faceva magari delle cose per poter arrivare a giocarsi comunque un trofeo, anche se era un trofeo di secondo piano, e in questo chiaramente è riuscita. Però io credo che effettivamente ci sia qualcosa da rivedere. Secondo me una soluzione potrebbe essere fare 2 concentramenti. Un concentramento di semifinale, uno al nord e uno al sud, e in questi 2 concentramenti poi stabilire le squadre, magari anche solo Final Four, che si giocano lo scudetto magari la settimana successiva. In questo modo credo che si potrebbe spezzare l'impegno in 2, e poi si potrebbe anche ottenere il fatto di avere delle teste di serie reali da Sì. poi avere nella fase Sì, finale, effettivamente, in modo da non anche avere i gironi squilibrati. sì, sì, effettivamente il sorteggio puro genera magari degli squilibri dal punto di vista tecnico. Esatto. Nella gestione. Raffaele, è stato un piacere. Anche per me. Speriamo di Grazie vederci mille. presto. In bocca al lupo per il tuo proseguo di carriera, e anche per tuo figlio. Grazie mille Fausto. E come sempre viva l'hockey. Sempre viva l'hockey. Grazie. Buona Grazie. giornata. Ringraziamo Raffaele Biancucci e ci apprestiamo a procedere con il commento del secondo tempo di questa sesta partita della seconda giornata dei campionati nazionali Under 19 hockey pista, edizione 2023, Guadagno Paralido, 8-11 giugno 2023. Manca lo Scandiano, quindi non possiamo ricominciare. Sta rientrando la formazione rossoblu dello Scandiano, che ha chiuso in vantaggio il primo tempo per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Stefani e Ganassi.
Andiamo a vedere anche un po' di informazioni relative a queste, un po' di riassunto per quello che riguarda il girone A. Le partite giocate ieri: Viareggio Trissino Viareggio 0-2, quindi Pumas batte Viareggio 2-0, Lodi e Follonica 3-3 alle 15, Trissino 4, Valdagno 6, Pumas Viareggio e Follonica 1-1, poi alle 22 l'ultima partita della giornata, Valdagno batte Lodi 6-5. Stamattina è iniziato il secondo tempo. Trissino batte Follonica 3-2, Pumas Valdagno 3-2 e Lodi batte Trissino 2-1. Grazie alla regia andiamo a vedere anche il girone B rapidissimamente. Braganza ha battuto Scandiano 6-4, Forte di Marmi ha battuto Bassano 9-1, Scandiano ha battuto Giovinazzo 9-4, Braganza ha battuto Bassano 5-2, Forte ha battuto Scandiano 4-0 e Braganza ha battuto Giovinazzo per 8-3. Torniamo in cronaca, Nicola De Palo. Il tiro al volo di Nicola Baldi non ha trovato la porta, ma buono lo spunto della formazione di Vittorio Negrello, che ha iniziato il secondo tempo cercando di pigiare sull'acceleratore, imitando l'intensità e l'approccio al match che ha avuto Scandiano a inizio partita e che gli ha consentito di andare sul doppio vantaggio. Sì, anche perché Fausto, qui siamo solo sul 2-0, manca ancora tutto su questo lungo secondo tempo, 20 minuti. A differenza C'era di venuto 25. a salutare Gigio Bresciani, credo che l'intervista di Rito Sì, ci scapperebbe. Adesso se riusciamo a recuperarlo. Adesso riusciamo a recuperarlo. Prova adesso a recuperarlo. Sì, vado io. Attenzione lì. Ci prova Baldi a ripartire. Raniero ci sta mettendo l'anima, Jacopo a recuperare. Nicola De Palo. Il valdagnese in prestito, ancora Baldi per vie centrali, la botta di Baldi trova il parastinco di Aleuva. Lo avremo ospite a breve, l'allenatore dell'Odi, Pierluigi. Sì, si sta rifocillando. Vabbè, lasciamo che si rifocilli, allora non devi evitare che poi approfitteremo della sua proverbiale gentilezza. Torniamo in cronaca, Aleuva. Ancora lui, la carica Uva, non trova l'angolino, cercava l'angolo lontano della porta difesa da Girardi. È arrivata l'opportuno cambio, Domenico, Gabriele Pellizzaro. Eccolo qua. In mezzo a noi. Sarà staffetta con lui. In mezzo a noi. Io dopo la partita del Braganze vi lascio, ci si vede domani. Bassano in possesso intanto con Filippo Calderone, Nicola De Palo, Jacopo Raniero. Vuole andare giù Jacopo, gran tiro, sì. Non trova però il palo, non so se è lontano o vicino, ma il palo più vicino a lui nella conclusione. Baccari che invita i suoi atleti ad avere un atteggiamento di maggiore attenzione nel possesso palla. E qui c'è un'ottima idea. Sì. Ganassi si divora un assist lì davanti a Girardi che sbatte la schecca a richiamare un po' l'attenzione dei suoi. Era veramente da solo. Sì, è un'ottima intesa. Ancora Baldi, pallina che si impenna, finisce sulle reti di protezione, torna in pista. Capitan Stefani a gestire. E ancora Ganassi dentro per Vaccari. Stefani e Aleuva che proverà ad inventarsi qualcosa. Lo accennavamo prima, ancora il tentativo di pressing, qui si gira bene, sì, ottima la tecnica Stefani e poi va anche a cercare un'accompagnata sul 7 lontano. Nicolo Baldi perdere 1 contro 1 contro Aleuva e quindi sarà ancora possesso Scandiano.
Nicola De Palo adesso con mezzo blocco lì di Vaccari. Alle uva sicuro. Siamo pronti con Poi va giù. Gigio. Poi va giù alle uva. Cosa sarà? Non si sa. Intanto benvenuto, buonasera. Aspetta che te la postiamo bene qui. No, è finita sotto la sedia. Vai, ci siamo. Eccolo lì. Ci sei? Buonasera, buonasera mister. Buonasera a Intanto tutti. parliamo della partita di prima, di questo 2-1 del tuo Lodi con il Trissino, un Trissino, non so, che è sembrato un po' in difficoltà in queste fasi finali del... Sì, Aspetta che Trissino ci veniamo un po' è un'ottima squadra, se è chiaro. Magari sono arrivati, so che hanno dominato il campionato della loro zona, Sì. sono arrivati qua magari un po' stanchi, le cose non stanno andando bene, delle volte si complica la cosa. Però pensando al mio Lodi, sono veramente soddisfatto, contento, anche perché noi facciamo molta fatica a giocare gare competitive, perché il campionato Under 19 nella nostra zona erano 3 squadre e basta, di cui non molto equilibrato, perciò non c'è questa intensità, non c'è questo, e infatti abbiamo un po' sofferto le altre 2 partite che abbiamo perso di misura e pareggiato, però è dura tenere questa intensità tutta la partita. Comunque ogni partita miglioriamo, stiamo facendo bene, non pensavamo in un girone così di esserci a giocare il quarto di finale per il campionato, ce lo giochiamo, vediamo stasera il risultato tra Follonica e Valdagno. Sai che Follonica Valdagno rappresenta una specie di nemesi per tutti i giocatori valdagnesi, per qualcuno in particolare, adesso non li cito tutti, ma uno è mio figlio che ogni volta che incontra Follonica è disastro, finali, semifinali, finali scudetto, vince sempre Follonica. Adesso questo tabù, almeno sul parquet di casa, vogliamo provare, vogliamo provare, sicuramente Valdagno metterà massimo impegno, anche se volevo sentire anche il tuo parere. Questa nuova formula con i 2 gironi a 5 squadre è abbastanza pesante, ma per gli atleti in genere, non dico per le organizzazioni, perché anche quello, le partite così serrate comportano un'organizzazione un po' più diciamo peculiare, un po' più programmata, ma anche per gli atleti è abbastanza dura. Io penso che sia durissima, perché poi il livello mi sembra molto intenso, le partite tirate, e sicuramente è dura se tutti i giorni giocare, sì, anche un giorno che ne giochi 2, poi, però per la squadra del Lodi è fondamentale fare queste partite, perché il campionato purtroppo non è in questa intensità e questo livello. A noi ci serve tantissimo, faremo fatica, l'obiettivo è figurare bene. Finora Lodi ha dato la sensazione di essere una squadra, da quello che ho potuto vedere e commentare assieme a Fausto, una squadra estremamente compatta, il gruppo conta moltissimo, non c'è la superstar, mi piace qualcuno in particolare, ma non faccio nomi per evitare poi c'è un'ottima intesa a livello di velocità di giro palla. Questo è merito normalmente del mister. Ma non so se è merito, io penso che i ragazzi stanno facendo un bellissimo lavoro, stanno lavorando, mi ascoltano, mi seguono, e questo è soddisfazione. Poi ho praticamente 4 giocatori che hanno fatto le finali Under 17, perciò è anche una squadra molto giovane. E no, stiamo facendo bene. Ieri ho fatto giocare anche l'altro portiere, giocano tutti e 2 i portieri, va bene, sta andando bene, speriamo veramente che si avveri la prima volta, c'è sempre una prima volta, cioè il Valdagno stasera vince. Poi ho tanti amici anche a Follonica, insomma, che sia una bella partita. Dove, guarda, io posso la diciamo qua così, visto che ne stiamo parlando un po', no? Il rapporto Follonica-Valdagno è abbastanza particolare, perché ci sono state molte amicizie che sono nate grazie al discorso della nazionale, di queste cose qua, e che si continuano a gestire. Poi però in campo è un'altra questione, perché naturalmente poi quando si è in campo le amicizie si mettono un attimo da parte e conta il risultato. Indubbiamente il tuo Lodi, da quello che abbiamo potuto vedere, ha dato questa sensazione di gruppo. Questo è un lavoro, una cosa che fa a merito tuo, e penso anche un lavoro che fai costantemente con i ragazzi.
Sì, diciamo che con questi ragazzi purtroppo non ho potuto sempre seguirli, anzi le volte sono mancato un po' perché avendo l'impegno della prima squadra non è semplice. Però mi seguono, l'allenatore che li ha portati avanti al mio posto ha seguito comunque le mie indicazioni, tutto, e è andato tutto bene. Stiamo facendo bene, stiamo facendo un bel percorso, però per adesso vogliamo raggiungere questo obiettivo che insomma, sarebbe di raggiungere i quarti, la fase per lo scudetto sarebbe bellissimo. Siamo soddisfatti, stiamo lavorando bene e questo qui è fondamentale, ma vedo tantissimi giocatori, come mi ha impressionato molto il Valdagno. Il Valdagno mi ha impressionato molto, ma vedo tanti giocatori bravi di questi ragazzi under 19, è veramente una bella esperienza anche per me perché è la prima volta che vengo alle finali under 19, ho sempre fatto quelle più piccole. E veramente ci sono degli ottimi giocatori, delle ottime Ma qui prospettive. oggi, nonostante la sconfitta per 3-2 col Pumas, penso che abbiamo visto una partita decisamente di ottimo livello, vorrei quasi dire di A2, nel senso che molti degli elementi, anzi Pumas in sostanza, la 19 del Pumas in sostanza è una A2, diciamocelo, no? Bravissimo, sì, sì. Adesso chiaramente questo non vuol dire che Bertolucci venga a rubare la Carmela ai bambini, però vuol dire che ha a disposizione elementi che indubbiamente sono abituati a ritmi e a performance decisamente più importanti. A Valdagno la 2 non ce l'abbiamo, cerchiamo di gestirla nel migliore dei modi, qualche buon elemento sicuramente verrà fuori. È importante, credo, che il movimento stesso trovi concretezza anche in queste finali under 19 dove sono, come detto prima, c'è un po' il meglio, no? Le 10 migliori formazioni. Ma ci sono veramente dei giocatori che infatti mi sto divertendo parecchio, me le riguardo anche a casa le partite, cioè a casa in albergo, me le rivedo tutte perché mi sto divertendo, è una bellissima esperienza. Sai, io sono anche un po' malato di questo giochino qua, È come molti qui da dai parte. miei genitori, a tutti, i miei zii, siamo sempre stati in questo mondo, ma mi sto divertendo veramente tanto, a parte quando si vede tutto il nostro ambiente fa sempre piacere, però vedo veramente delle buone giocate e vedo anche delle belle trame di gioco, vuol dire che anche gli allenatori stanno lavorando bene. Cioè, Sì, certamente ne parlavamo anche stamattina con Alessandro Bertolucci. Si sta cercando di portare, non dico portare, ma di importare, l'abbiamo visto sempre in Berganza con Nestor Perea che ha poi importato una tipologia di gioco magari un po', non dico rivoluzionaria, ma un po' nuova in quello che è magari anche l'hockey under 19, cioè sì. l'hockey giovanile, diciamo. Sicuramente è una cosa che a me mi sta impressionando parecchio, ogni anno questo sport sta cambiando, si cambia qualcosa, io ogni anno sto cambiando la maniera di giocare anch'io perché si evolve in nuove giocate, nuove soluzioni, a me piace molto perché veramente anche il nostro lavoro è gratificato perché non è come magari una volta stavi lì 4 tu e l'allenatore faceva È un'altra sì, cosa. tutto rispetto, però adesso ti gratifica molto perché se non lavori bene, se non lavori con l'intensità giusta fai fatica a portare dei risultati. Poi il risultato non è la vittoria stessa, è vedere la squadra che cresce, no? Perché c'è squadre che puntano a vincere, squadre che puntano a salvarsi, squadre che puntano a fare bene come nei giovanili e la gratificazione è vedere i tuoi ragazzi che La crescita del gruppo. poi se un ragazzo raggiunge la nazionale è tutto, anche soddisfazione massima per te. Perciò questo a me piace di questo lavoro che adesso proprio l'hockey, come diceva Ale, sicuramente sta cambiando mentalità, sta cambiando tipologia di gioco. Sta andando anche a cercare probabilmente nuove dimensioni, nuove realtà, facendo sempre riferimento ai due hockey che sono in Europa, sono i due che ci fanno un po' da faro, no? Quello spagnolo e quello portoghese, però sarebbe bello che imparando da questi potessimo parlare anche di una scuola italiana, che non sarebbe sicuramente male. Io penso che noi il nostro diciamo, perché comunque il nostro campionato, ora parlando di A1, è molto equilibrato, è bello, forse è più equilibrato di quello spagnolo. Poi in Spagna hanno tanta quantità, tanti giocatori qua, noi abbiamo le squadre giovanili, ma non
diamo la quantità loro, sai, la quantità è più facile. Il bacino di utenza, come si diceva Qua prima. noi abbiamo È la stessa cosa che diceva appunto anche Alessandro Bertolucci, che una cosa è lavorare su 1000 e una cosa è lavorare su 10.000. questo sì, perciò bisogna lavorare ancora meglio, perciò è bello. Ma io volevo fare un complimento, se mi permetti, agli arbitri di queste finali. Mi piace molto come stanno arbitrando, come stanno comportando questi ragazzi giovani. Ora adesso abbiamo un arbitro esperto che ormai ha la sua esperienza, ma anche l'arbitro di prima, che io ho avuto warning perché ho reclamato per un rigore, ma secondo me mi l'ha spiegato in una maniera, è stato bravissimo, mi ha fatto capire come ha giudicato e tutto. E io ero un po' per un minuto alla fine per pareggiare noi, cioè, sarei rimasto male per i ragazzi, però devo fare i complimenti a questi ragazzi, anche gli arbitri giovani. L'abbiamo rivisto al replay, poi te lo puoi rivedere. Abbiamo visto questi ragazzi arbitri, come te devi avere pazienza con i giovani, bisogna avere pazienza anche con questi arbitri giovani che mi è piaciuto molto, mi sembra si chiami Pigato. Edoardo Pigato, certo, sì. E tra l'altro è un ragazzo di Montecchio Precalcino, sì, ex giocatore, quindi conosce, sa cos'è il gioco anche. Perciò complimenti a lui, complimenti anche all'altro ragazzo giovane che ho visto. Davide Marcolin. Perciò mi fa piacere perché è un movimento che senza di loro potremmo andare a casa tutti. Eccoli là, stavamo proprio, è un ragionamento perciò che facciamo sempre anche noi. Vengono sempre criticati. E perciò, perché sai, tutte le volte è facile dire è colpa dell'arbitro. Nell'hockey si dice è colpa dell'arbitro, è colpa del portiere. Facciamo presto. E invece delle volte bisogna anche dare merito a chi ha merito. Bene, grazie Gigio, è stato veramente un piacere averti qua. Ti ricordo che sei un amico della prima vulcanizzata a prescindere e che siamo entrambi malati di questa cosa purtroppo. Grazie a come voi. Fausto del resto. Grazie a voi, è un piacere essere qua. Ciao. Grazie mille Gigio, ciao, a presto. Ciao, ciao. Tre contributi mica da ridere. Tre contributi mica da ridere. Sì, molto bello così. Una lezione, Abbiamo Alessio Magistralis di Ale Bertolucci Mattinate, il contributo con la lezione di vita di Raffaele Biancucci, allenatore che ha iniziato all'estero le avventure di quest'anno, e poi la programmazione di cui ci ha parlato Gigio Bresciani, e anche di sottolineare anche i buoni comportamenti dei direttori di gara. Non succede spesso da parte di un tecnico, e sì, questo, anche perché prima c'era stata quella mezza discussione sul rigore concesso 1-0-8 da giocare. Attenzione qui la conclusione da lontano di Jacopo Regliero. Sì, sono contributi importanti, speriamo che chi ci ha seguito da casa possa averli apprezzati. Sì, indubbiamente fa sempre piacere avere qui i personaggi del nostro hockey, e tra l'altro in queste finali nazionali Under 19 è bello avere anche allenatori di questo livello, di prime squadre. Che seguono le squadre Under 19, a testimonianza del fatto che loro sono dentro questo sport in tutto e per tutto, vogliono fare il possibile per far crescere questo movimento e si spendono in prima persona, e questo va assolutamente sottolineato. Bene, torniamo intanto sulla diretta, il risultato che è rimasto invariato, Scandiano è avanti 2-0 grazie alle due reti segnate all'inizio del primo tempo. Finisse così Scandiano si candida sicuramente per un posto nei quarti di finale. Ed è un avversario estremamente ostico da affrontare, perché ci sono la rapidità di Aleuva, la bravura, e lì qui, attenzione. Vediamo, qui. sì, signor Rago da rigore. Sì. Cioè, diciamo che c'è coerenza. Allora, in questi 2 giorni Girardi ha qualcosa da dire a Settin. Ai compagni, ma al di là della comunicazione interna della squadra giallorossa, mi preme sottolineare che il metodo di giudizio adottato dai direttori di gara in questi 2 giorni è stato equivalente. Sì, assolutamente. Il tamponamento da dietro finisce sempre sanzionato con rigore. Sì. Quasi placcato qui. Sì. Non è rugby, è hockey pista. E non è il roller, che è il campo di rugby di fianco, questo è il 54, esatto, invece è il campo da calcio. Però, insomma, vabbè. Sì, questa divagazione geografica te la potevi risparmiare, ma comunque andiamo avanti. Sono 2 location sì, assolutamente differenti. Se ne incarica, tanto per cambiare, il numero 7, Alessandro Daniele Uva.
tutto pronto. Il palo! Sì. Il palo a dire di no alle Uva. Ha segnato poco Uva in queste finali sin qui. È stato più bravo in bestia di assist man. Beh, oddio, ne ha messi un po' con, se non ricordo male, Con il Braganza mi sembra che ha segnato. e anche con Giovinazzo. Giovinazzo. Sì. Prova ad accennare qualcosa Giacomo Pasqualone, ma Rago è impassibile. Time out. Time out chiesto da Bassano, rientra esce Baldi, rientra De Palo. 9 partite anche oggi, assicurate dalle riprese della piattaforma digitale Hockey Pista Fisri TV, che ci ripropone nella circostanza il rigore fallito da Ale Uva, che ha preso il palo. Negrello intanto in primo piano con i suoi. Il ben arrivato. Il nostro signore padrone, Gabriele Pellizzaro. Ciao Gabriele, benvenuto in tribuna stampa anche per te. Ultimi 6:38 per noi su questa Bassano Scandiano. Situazione falli, ne ha 6 Bassano, 3 Scandiano, una partita che dopo le sfuriate iniziali è volata abbastanza. Torniamo in diretta con Raniero che intercetta una bella pallina, altrettanto bello l'intercetto di Aleuva, che poi deve vedersela con Raniero. Vaccari, c'è momenti di leggera confusione qui. Settin in possesso, la conclusione fuori dallo specchio della porta. Ancora Nicola De Palo in controtempo su Vivi. Però la trottola in dribbling, ottimo. Si gira e si volta lì. Sì, lì ci sta proprio, si gira e si volta. Ancora Raniero, vediamo un po'. Prova. Attento Vaccari. E attento sul suo palo. Capitan Stefani. Vittorio Negrello a spronare i suoi a sfruttare questa ripartenza, la conclusione Quindi di Settin, tentativo. il tap-in, e Nicola De Palo ha trovato La il mette perfugio. Nicola De Palo, Sì. attenzione. Sì. È abilissimo questo ragazzo a sfruttare tutti i rimbalzi. Il gol del numero 7. Anche ieri con Braganza. Il valdagnese bassanese. Anche ieri ha fatto Bassanese, qualcosa. sarebbe Giovinazzese, sì. Bassanese, valdagnese. Adesso Sì, diciamola bene. con l'esame di geografia Però occhio te la che stai cavando. 5:28 da giocare. Sì, il match si riapre. Sì, la riapre la riapre Bassano. Calderone a cercare ancora Nicola Di Palo, ispiratissimo. È molto attento ad andare sempre a studiare tutti i possibili rimbalzi delle palline, anche da dietro porta. E adesso attenzione, perché un solo gol di vantaggio e 5 minuti Sì. da giocare. C'è stato il tocco, si ripartirà angolo basso lato destro della porta difesa da Vaccari. Raniero. Bassano domani avrebbe la partita con Giovinazzo, quindi nel caso in cui andasse a risultato potrebbe aspirare a un clamoroso passaggio del turno. Bassano che in classifica campionato veneto a arrivato quarta posizione. Sì. In una realtà differente sarebbe a giocare per quella che una volta era la Coppa Italia, adesso c'è questa opportunità. Sì. Ancora De Palo fa vedere. Qui attenzione, l'aveva messa bene, sì. non riesce a sfruttarla Settin.
Alleuva Non trova la porta sulle cerca sue il conclusioni. fendente vincente. Mentre intanto vediamo già le formazioni di Forte dei Marmi e Breganze che si stanno scaldando a bordo pista. Saranno loro le protagoniste della 7ª gara di giornata, che si rivelerà decisiva per determinare chi vincerà il girone di fatto, perché Breganze ha già vinto le sue 3 partite, Forte dei Marmi le sue 2 partite. Forte dei Marmi deve giocare con Breganze e poi avrà un'altra partita domani con Giovinazzo, mi sembra. Poi avrai il tuo Breganze. Eh sì, adesso la prossima partita Breganze e Forte dei Marmi. Provato Settin. Jacopo Vivi è solo, raddoppiato da Reniero e Calderone, guadagna un fallo di squadra intelligente. Sì, un fallo retroporta assolutamente inutile qui in questa situazione. 3:39 intanto da giocare. Situazione fa linea 7 Bassano, solo 3 Scandiano. Alleuva tiene palla, gioca col cronometro adesso Scandiano, Sì. rischia un po', ma attenzione qui Settin che va giù. Alleuva la trottola di Alleuva, la parata di Francesco Girardi. e Jacopo Reniero che riparte. Fallo di squadra di Alleuva. Il quinto o il quarto? Il quarto. Quarto fallo. Settin. Calderone, è entrato Baldi intanto. È uscito Reniero per questi ultimi 3 giri di lancette. Nicola De Palo prova a metterla lì al centro, ancora Settin. Baldi. Sì. L'ha cercato molto bene. Ancora Nicola punta l'uomo, la finta. È tentativo sul primo palo per servire Settin, ma Calderone è attenta la difesa di Scandiano. Ancora Settin, ottimo lo spunto. Ah, peccato qui. Cercava Baldi, non l'ha trovato per aveva forse un angolo libero. Stefani a contendere il possesso a Nicola De Palo. Alleuva. Attenzione Alleuva, 1 contro 1 su Calderone, va giù Alleuva. Tiro libero Punizione diretto. di prima. Tiro libero diretto. Chiara occasione da gol. Non c'è sanzione disciplinare. No, C'è la ma sanzione evidentemente si scusa tra l'altro. sì, bella poi questa cosa. Guarda, gli episodi di fair play durante questi campionati sarebbero da incorniciare come incorniciamo i gol. Fare un video a parte. Sì, certo. sì. Quindi abbiamo visti veramente molti. Sì, complimenti alle squadre. Anche in situazioni particolari. Anche Valdagno nella sconfitta, gli abbracci, i complimenti al Viareggio. Sì, sì. Vediamo un po' intanto. Capitan Stefani contro Francesco Girardi. Francesco Girardi, può partire Stefani, prova un'accompagnata bassa che non va. Conclusione un po' forzata del capitano Sì, di Scandiano. un po' sì, attenzione adesso perché Nicola De Palo è un cliente difficile. Sì, eviterei di fargli toccare pallina troppo. Attenzione, vediamo. Possesso per Forte dei Marmi. Ultimi 2 minuti, 1:50 da giocare. Calderone, bravo qui a recuperare pallina con l'aiuto della sponda. Fa ripartire Baldi. Un po' sulle gambe adesso Scandiano. Sì. È la quarta partita, ricordiamolo. Va via Ganassi, fa tutto da solo. Mette un assist per Alleuva un po' impreciso, ma recupera pallina.
È stato Poi bravo va invece giù. il difensore di Bassano a rientrare, deviazioni involontarie di Pattino e sventata la minaccia. Un po' di squadra, riparte Settin, ci prova almeno. Ganassi, Però, Aleu versione tennista. stile smash Wimbledon. Palla che sarà per l'ultimo giro di lancette nelle stecche del Bassano. Nicola De Palo che va via. De Palo fa tutto In lui. fondo. Vediamo. Palla 2. No, È finita sui no, gambali no, di è possesso, Vaccari. no, possesso, possesso. per Scandiano. Possesso Scandiano, fallo sul portiere. Sì. Può essere. 53 secondi. Stefani. Capitano, ci pensa lui. Ci pensa lui a tenere pallina, invece la recupera Settin. Mettono i giocatori di movimento, quelli di Vittorio Negrella. Giustamente, eccoli qua, adesso c'è Nicola De Palo, Jacopo Reniero. 2 avanti. 25, non perdiamone troppo però perché qui tempo poi per concludere. Eccola, ci è mancato poco. Proprio poco, attenzione. Ma non è finita, 12 secondi, Reniero per De Palo. Fuori dallo specchio della Precisa porta. la Vediamo se riescono. conclusione. Sì che riesce l'ultimo tiro. C'è il rigore. No, non lo fischia il signor Alfonso Rago. Finisce qui la partita. Era caduto in aria Settin. Gli fa cenno di alzarsi il signor Alfonso Rago, che dice che va bene così, e quindi la partita termina con il risultato a favore di Scandiano per 2-1, che sale a 6 punti del girone e quindi e pone la serie ipoteca per la prosecuzione di queste avventure. E anche lì nonostante le proteste, poi chiarimento in area, Sì. lì è chiaro che poi la frustrazione per la sconfitta, così. 5 minuti di apnea, Bassano che ci ha provato. La spunta Scandiano per 2-1. Bassano che sta facendo un'ottima esperienza in queste finali, assolutamente. I gol di Gioele Ganassi e Andrea Stefani. E poi Nicola De Palo ad accorciare le distanze. A 5:29 dalla fine Nicola De Palo a fissare poi il risultato. Che Girardi va a salutare tutti. Non perde mai il sorriso Francesco. Assolutamente. Molto bene, direi che per il momento è tutto. La prossima partita c'è il tuo Breganze e Sì. quindi io mi faccio volentieri un momento di pausa. Sì, facciamo entrare Gabriele. No? Gabriele, sarà lui la prossima voce. Gabriele Pellizzaro, il ragazzo di Montebello. Lui la prossima voce a seguire l'incontro tra Forte dei Marmi e Breganze. Che sarà determinante per decidere chi vincerà il girone B. Mentre per il girone A è ancora tutto in piedi, no? Sì, è piuttosto complicato, ancora meno spiegato. Non sono andato. Infatti è in piedi anche il girone B. Comunque a presto per il prossimo incontro qui dal Paladino di Valdagno. Grazie a tutti, rimette con noi. A più tardi.